Amore, proprio a fine abbiamo fatto amicizia con i gatti. Allora, è vero che i pannelli solari devono essere ben distanziati, cioè ben distanziati, devono essere distanziati in quanto hanno bisogno di raffreddarsi, diciamo, perché più sono caldi e meno rendono. Però mi sembra un po' esagerate queste staffe qua, cioè non so in corsa col vento, hai capito? Quanta sacca eventualmente gli può fare. Buh. No, noi che riprendi i camper dei che altri, tanti se crucchi. Poi veci. Però barcolla ma non molla, nel senso che barcolla oggi non cade per terra, quindi tiene l'equilibrio. Fa strano quando la vedi tipo barcollare senza controllo, ma sono prove della vita che insomma superi perché ci sei in qualche modo abituato. Poveretta, essendo un po' così rincoglionita, disorientata, spesso mi guarda spaventata come per dire dove sei. E allora prima le ho fatto anche i gesti, sono qua, e allora si tranquillizza. Sì, non le faccio far tanto ovviamente, giusto quei 100 metri per fare i bisognetti e per dare un senso alla vita, vero CP, ossia per annusare le robe dei cani, perché sta sempre lì a dormire, questo vale anche per gli umani. È un po' come morire, no? Stare sempre là a poltrire, a fare le stesse cose, a vivere in questa routine. La morte è la routine è la morte, mettila come vuoi. Noi umani siamo fortunati perché anche nella routine possiamo creare della varietà, ossia possiamo interpretare ogni giorno la routine in maniera diversa. Tipo per noi altri stasera sto tramonto è una cosa di miracolosa con questi colori pastellati, no? È bellissimo, mentre per un cane niente, non gli fa caso e quindi questa è la routine. Che forti gli animali, i quali secondo la scienza sono guidati solo esclusivamente dall'istinto. Io ci credo, ma fino a un certo punto. Poi per carità parla l'ignoranza. E amore, sì, c'è da non so se c'è da imparare, però c'è da riflettere, c'è da osservare come in un animale che si ritrova senza il controllo del corpo in certe situazioni, perché veramente proprio la vedi che non mi trovava, andava in giro, barcollava, cadeva, e comunque è felice, è contenta, pensa ad annusare, quindi in sostanza non si dà peso alla cosa. Io sono andato in panico totale, cioè se non riesco a comandare correttamente le gambe, le braccia, hai capito? Va benissimo lavorare in questi posti perché c'è silenzio, tranquillità, posso portare fuori il cane, se serve ci sono i rubinetti dell'acqua, dei bidoni di immondizie, e magari la mattina posso accendere anche un po' il generatore, tanto non c'è nessuno, anzi che se senti i lavori in corso. Quindi vedi i vantaggi di vivere o lavorare in camper è che se c'è qualche rottura di coglioni ti sposti. Le rotture di coglioni possono essere infinite, dalle 1000 sfaccettature e sfumature, e ti dirò, con l'obiettivo principale della mia vita, che è il non avere rotture di coglioni, sta roba si capita a fagiolo. Il bello brutto del mio carattere è che ho una sorta di deficit dell'attenzione, o perlomeno non so qual è il termine corretto per descrivere questa sorta di patologia psicologica, ma cioè tipo ti ho appena descritto che qua sto bene, ok, che è tutto bello eccetera, ma a me star qua un altro giorno manda via di testa. Cioè adesso riprendo e vado tipo a trovare l'Alessia, le parti dell'Alessia, che pare sempre che faccio una vita di merda, quasi a volte a sentirmi, cioè che so sempre che lavoro, ma il mio lavoro a me piace tantissimo. È un po' come quando tu guardi Netflix o Facebook o quelle cose lì, e io sto lì a fare il mio lavoro, anche perché a volte non è proprio sempre il mio lavoro, a volte c'è tipo l'organizzare gli strumenti di lavoro, tipo scaricare materiale, programmi, aggiornare, ottimizzare, mettere in ordine le cartelle, i file, hai capito? Un po' come il meccanico che sistema l'officina, ecco, è sempre lavoro, ma sì, in fondo anche al supermercato puoi fare andare il generatore, che fastidio dai con il parcheggio. Era questo il camper ufficio di cui avevo bisogno, mi fa lavorare, mi fa guadagnare soldi, e quindi adesso che tipo ho finito le batterie attacco il generatore a GPL, cosa me ne frega che consuma, cioè con questo consumo io guadagno, hai capito? Cioè è fantastica sta roba, indescrivibile. So che molti mi vedono spesso erroneamente, e anche un po' mi offendo, come un full timer o uno di quelli che viaggiano a gratis così, e invece io ho voluto portarti un esempio di vita reale. So che non è interessante
le cose vere, le cose reali, dove niente, c'è un veneto che lavora, si mantiene, ha creato una cosa, un'attività, ha creato una rendita e soprattutto un autosostentamento, un po' come pompava il Toro e Gandhi, perché se no ragazzi buoni tutti devono andare a carità su internet e non serve neanche a far nomi, perché ce ne sono stati nella storia talmente tanti, ma talmente tanti dei youtuber, ma al di fuori del mondo del camper, che a minima difficoltà, solo perché sono youtuber, si sentono in diritto di di chiedere la carità agli altri. Cioè, cazzo, non c'entrano gli altri con i tuoi vizi, le tue cose, i tuoi divertimenti. Cioè, non riesco a capire. Un po' come quelli, mi fa innervosire anche quelli che vanno a Tenerife per fare la vita da figli di fiori, eccetera, e dopo li vedi che chiedono la carità nelle strade. Allora, non è che fai la vita da figlio dei fiori, vai a farla a Catone, è diverso, vivi nelle spalle degli altri. Diverso, cioè, l'Eset Walden di Danny Boschi di Thoreau, quello era uno che veramente, Dio caro, ha vissuto nel wild, magari solo per 2 anni, per carità di Dio, ma lui si automanteneva, viveva di ciò che coltivava e di pesca. Quelli sono esempi, ragazzi, non quelli che vi appaiono sullo schermo, cazzo. Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo. Minchia, oh. Allora, premesso che non c'è, aspetta che ti puso a qualche parte che ho fare tisana, ti puso qua, là, guarda che ben che te sta, e non c'è nessuna urgenza, però avevo questo desiderio da tanto di rimettere un po' un nuovo pulmino anche esteriormente, ok? Questo perché comunque è il mio ufficio, ok? Quindi mi serve farmi vedere bene dalla gente in questi casi. Tutto torna, fidati. E allora, vabbè, perché devo ancora anni che vado avanti a pensare al colore, perché voglio qualcosa che ci stia veramente bene, qualcosa di particolare, qualcosa che lo vedi a 3 km e dici, quella è la Yuri Web Design, capito? E quindi vabbè, non c'è fretta, però ho detto vabbè, intanto fare il giro di preventivi con calma, giusto per farmi un'idea molto pressapochista sull'importo. Nessuno, ne avrò contattati una dozzina di carrozzerie, nessuno che ti può fare il camper per il discorso delle dimensioni. L'unico che poteva, diciamo, farlo ha risposto che purtroppo sono a corto di personale, perché se tutti devo fare i TikTok e i reddito e cittadinanza, e quindi niente, è detto, è troppo impegnativo. Minchia, io comunque mi sto accorgendo sempre più come ogni volta che io voglio un qualcosa da comprare, da acquistare senza sconti né niente, cioè della serie, buongiorno, sono Yuri Bertoldaro, nessuno mi conosce, voglio sta roba, non chiedo neanche quanto costa, nel senso la compro e niente, è una fatica a spendere i scarichi che metà fa basta. Da qui vedi, secondo me, come sto post Covid ha rovinato veramente l'economia, o non lo so, io adesso non ci sono dentro, non seguo i telegiornali, forse che c'è massa sussidi, massa robe del genere, non riesco a capire. Anche, porca puttana, non faccio nomi perché non è corretto, ma ho chiamato una ditta che fa oscuranti in centro Italia, e perché mi serve dei gancetti come quelli che avevo visto da un nostro amico per farmi fare poi un giorno gli oscuranti termici dalla Marilena, no? Dei gancetti che secondo me erano geniali perché erano belli robusti in plastica, non avevano le ventose, erano proprio da attaccare, avevano questa specie di gancio verso di qua dove l'oscurante con un altro bel gancio di plastica aveva attaccato quest'asola, questo spago di filo robusto elastico, e questo filo robusto elastico, guarda, questo non è una roba sessuale, questo è il filo di elastico, poi ti ho messo anche appena il sacco, questo è il gancetto, faceva, guarda, così, vedi, e andava e non si poteva staccare, hai capito? Ho detto, cazzo, geniale, compro quelli e niente, li vendono solo i loro clienti, cioè ti fa schifo venderli anche a me, non è che devi regalarmeli, io te li compro, pago il trasporto, pago tutto, niente, cioè veramente è tutto così, la mia vita è tutta così, cioè la mia vita, scusa, il mondo che mi circonda è tutto così, sarà per quel che mi va bene a fare, io non dico mai da no a nessuno, cioè faccio tutto, non ho orari, mi hai sentito spesso lamentarmi di questa cosa, scusa se te faccio riprese qua dentro all'interno, so che è brutta e so che viene male, ma secondo me sono cose relativamente importanti o perlomeno interessanti da discutere. Nei posti dove lavoravo una volta, in cui certi fatturavano molti milioni di euro all'anno, arrivava un'email di un cliente
Aspetta, ho interrotto il video perché era suonata la sveglia, vedi tu anche cazzava la sveglia, mi sono alzato prima la sveglia. Comunque dicevo, in certi posti dove ho lavorato in passato, posti che fatturavano milioni di euro all'anno, quando arrivava un'email di un cliente, aperta parentesi, ho fatto un giorno quando ero a Seusino una puntata intera sul fatto delle email che ti inviano i clienti, chiusa parentesi, cazzo, subito, cioè ci si azionava subito, si rispondeva al massimo, addirittura si rispondeva, verifichiamo, le facciamo sapere entro tot, entro oggi, entro domani, quel che è. Per intanto si rispondeva subito, si faceva vedere al cliente che c'eravamo, eccetera, eccetera. Se era un cliente conosciuto gli davamo un colpo di telefono, eccetera. Porca puttana. Qua adesso te mandi un'email e 3 su 10 ti rispondono. Appunto con risposte no, non facciamo, no, non vendiamo. Puttana ragazzi, come cazzo lavorate? Altri fenomeni, quelli del frigo che a volte mesi e mesi per mandarmi un tocco è dovuto venire fuori che sono uno che fa i video su YouTube e ora subito il giorno dopo arriva il tocco. Sì, ma ho notato che c'è il letto che va giù storto. No, te che nota male, il letto non va giù storto, telefono metti a fuoco, porca puttana, con quello che ti costi, guarda che lavori, guarda se è possibile, guarda, iPhone qua, iPhone là, anche appena ne tai lenti, eccolo là, 3 ore per mettere a fuoco. E c'è solo un pezzo di tavola, quello diciamo estetico, la copertura che si è staccata, sono staccate le viti, però di là invece sono attaccate, per quello fa l'effetto storto. Quando comunque si appoggia qui, fa peso e quindi si rischiaccia su. Sì, vabbè, lo sistemerò un giorno. Sì, ma non eri tu quello che dicevi non può sporre, sì, ma mettete in te mie mutande personalizzate, ma ronda drio davanti, sai, ho il lavoro da mandare avanti che mi piace, sto facendo, che mi piace era anche per dire che quindi ci sto molto tempo, in quanto per me, per chi non mi conosce, è quasi tipo un hobby sta roba. Poi c'ho il sito delle puntine che sto rifacendo, primo perché mi è sempre stato un sassolino nella scarpa, perché è stato un sito che è stato fatto proprio così in fretta e furia, malissimo, proprio buttato là, e ha avuto vari problemi di migrazione a causa dell'hackeraggio eccetera, quindi molte foto erano saltate, un disastro di sito, e quindi è stato proprio uno dei primi, diciamo, e certo non è un bel biglietto da visita, considerando il fatto che molti clienti sono stati proprio dei tour delle puntine del mondo, quindi ho detto no cazzo, cioè, ho capito che i miei lavori sono altri, però la gente mi conosce tramite le puntine del mondo, non posso fargli vedere quel sito di merda là. Allora no, ne ho ributtato su uno da capo, ex novo, proprio completamente da zero, in cui sto anche facendo quella cosa bellissima di poche robe ma fatte bene, chissà se me vedi o se mette a fuoco a saglia, lo scopriremo solo vivendo il Cantea una volta, e di fare insomma poche puntine. Mi ero messo una al giorno così, senza vincoli, senza impegno, però fatte bene, cioè scritte bene, con tutte le foto, il video, tutte le posizioni GPS, la traduzione in inglese anche, perché lo sto facendo multilingua, cioè multilingua solo che in inglese e italiano. E il CP Pareto, col discorso che CP barcolla ma non molla, caro CP, non mollare mai, Dio cana. E per fare una passeggiata, ragazzi, che vuole una mattina intera, dica CP, per fare 200 metri, è una roba incredibile. No, dai, non sta ciappati, va bene così, CP, sì, te sa che mi scherzo, sì, bello, mi CP, bello. Ieri era tanta coccolosa, ma tanto, in una maniera assurda, ho detto, madonna, non te sarà mia, devo far scherzi, CP, E invece no, sei ancora qua. Ovviamente non me ne lamento, vorrei semplicemente farti entrare nella realtà delle cose. Se ti prendi un cane, questo discorso voglio farti, stringi e non hai un giardino, è molto impegnativo, in termini proprio di tempo, capito, per portarlo fuori. Cioè è piacevole, almeno per me è piacevole, però ciò non toglie che è impegnativo. Cioè mezza giornata ti va via a portare fuori il cane, cioè, a me va benissimo, scherzi, se no che vita è, però ciò non toglie che non posso non fare questo ragionamento. Un po' come dire, il cane ti costa migliaia e migliaia di euro, ma che me ne frega, però bisogna dirlo, insomma, bisogna essere realisti, no? Sempre viva in quel mondo dei nuvole, in quel mondo della Disney.
l'eterno discorso del descantarsi fuori, perché tutto può essere impegnativo e costare. Tipo, non so, andiamo fuori dal discorso animale, perché sennò arriva i cagnari e non capiscono più nulla, non seguono il discorso. Parliamo allora della moto. Può sembrare una cazzata il discorso della moto, ma in realtà non è che ci butti solo la benzina. La moto c'ha il bollo, assicurazione, c'ha i tagliandi, la revisione, se ci sono pezzi da cambiare, poi volano tanti quelle centinaia di euro che metà basta, e quindi se tu ti hai rimesso in testa che basta solo a benzina, avrai vita difficile. Anche questo in fondo è un insegnamento che ti insegna a non vivere con la testa degli altri, perché con la testa degli altri, soprattutto quando si interfaccia con la tua, c'è molta leggerezza, quindi queste cose non vengono fuori e tu vedi la situazione, quando so dell'acquistare la moto, completamente diversa, ossia come che basta avere la moto e mettere dentro la benzina, non ho scritto a benzina, non vado in giro, no, non è così. E idem tutte le altre cose della vita. Io immagino che costi tempo e antipatie, ma quando ragioni da solo tu non hai idea di quante cose vengono fuori. Ho rotto questo in un attimo di nervoso tipico mio, ma è arrivato quello nuovo, è anche più bello e bianco. Là, così ho fatto un po' di cernita di robe. Questo lo modifichiamo, qua lo togliamo per mettere l'Xbox di Giacomo. Quindi, stando a sentire quello che mi dice Alessia, sì, questi sono 3 kg di vongole pesati. Quella del granchio blu che mangia le vongole, boh, è una mezza cagata, o perlomeno è una cagata da noi, voglio dire. Ringraziamolo che non le ha mangiate dove sono andata io a trovare le vongole, o che tanta gente si è mangiato il granchio blu perché gli faceva figo dire ho mangiato il granchio blu, così lui non ha mangiato le mie vongole. Esatto. Ma a fine della storia mi faccio una scorpacciata alle vongole. Eh sì, col discorso che ho le litio, una bella capacità di litio, praticamente quando lavoro, e il lavoro è notevolmente aumentato da quando ho iniziato a mettermi in proprio, uso sempre il monitor, e giustamente al lavoro se lavoro non posso diventare stupido col notebook a lavorare, o se lavora o se pinzonea, si dice da noi altri, quindi o si fanno le cose fatte bene per arrivare a un risultato o si cazzeggia tanto per fare, ecco. Però vedi, la prosa non è certamente a livello della poesia. Ma a parte ciò, volevo dire una roba solo che non mi ricordo. Ah sì, se ti stai facendo un camper anche tu, o se ti stai mettendo un generatore integrato o anche esterno, che ne so io, sai che esiste la possibilità di mettere di fare un qualcosa, adesso non chiedermi i termini tecnici che non li so, per far sì che parallelamente il generatore o la colonnina, magari c'è anche in tutti i camper, va a sapere, carica anche la batteria motore. Quindi è bello, tipo che io sono stanziale da 5-6 giorni, ok, accendo il generatore mi carica anche la batteria motore, che è fantastica sta roba. Questa invece no, è artisana, che magari c'è coincidenza, ma mi pare che fa venire scagotto. Vedi lei, vai. Ciao Palemi. Eccola, ciao Palemi. È un felino che va dietro al mio gatto, al mio cane. No, non lo vuoi? Se lui vuole l'affetto, e tu non gli dai l'affetto a quel gatto, guarda, vedi? Non lo vuole. Tigre. Un cane sustego. Comune qualcosa e ti scalano dalla bolletta. Vai a fare la spesa invece di prima. E il camper non paga la bolletta, e come diceva il vecchio Bob, no bolletta no cry. Oh, aspetta ragazzi, guarda qua cosa c'è, un'ambulanza della Van Life, o è un'ambulanza sul serio? No, così d'epoca, Croce Rossa, Maserati di Padova. Ma è quelli che fanno il servizio navetta per i profughi, perché dici? qua c'è Col clima sopra. Un minuto della Croce Rossa che porta avanti e indietro gli ucraini che vivono in Croce Rossa. Ah, può essere. Porca puttana, c'è l'area camper di Valdobbiadene chiusa. Io ho detto, visto che ci facciamo la seratina a Valdobbiadene, non attacco neanche il DC, perché dopo siamo lì, vi attacco alla corrente, così giochiamo con l'Xbox, io Giacomo eccetera. Chiusa, ovviamente senza avvisi, perché c'è Google Maps, no? Che è uno strumento utilissimo, potentissimo. All'estero viene usato veramente in una maniera assurda, incredibile. Qua in Italia no, o perlomeno pochissimi tengono gli orari aggiornati di apertura, chiusura, gli avvisi eccetera, hai capito?
Perché noi purtroppo siamo così, siamo din don. E come hai brillantemente dedotto dal fatto che l'area camper di Valdobbiadene era chiusa, siamo a Valdobbiadene. Vi faccio un video, sennò poi la cameriera pensa che gli faccio le cose. Vedete, questa poteva essere una cameriera per Olfo, però cioè Alessia non vuole. Olfo non vuole nessuno. Olfo si lega il pipino, cioè, Esatto, anche se non è moroso mi piace tuo. il tubo di scarico del suo sfurgonato, usa quello, non vuole fidanzato. Ho capito. Mi fa notare Alessia che sono rimasto a metà col discorso, ma non mi ricordo. Devi parlare della passerina Ah, che c'è il vino che si chiama Passerina. e la Voi schiava, sapevi conoscevate? Mille? Voi, là. Conosci la laggiù. passerina? Cos'è la passerina, Zoe? È un vino bianco. Ah, Poi c'è anche la schiava, Ah. però la schiava è rossa. però vabbè, noi che insomma siamo quasi turisti, insomma siamo a Valdobbiadene, abbiamo preso il prosecco. E c'è anche il fenocchio. In qualche modo sto insegnando a Giacomo a non vivere di aspettative, perché poi era gasatissimo, perché dovevamo andare in piazza Valdobbiadene che c'era gli scacchi giganti e la dama gigante a giocare e niente, li hanno tolti, poveretto. Qua siamo al birrificio di quello. Però non mi piace per niente, perché come la birreria Pedavena ti mettono una fretta assurda per ordinare, eccetera, e questo non mi fa sentire per niente a mio agio. Cioè, ho capito che devono far numeri e far girare le tavole, però sto a casa piuttosto. Le cameriere sono squisitissime. No dai, sono brave. No, sono gelosa perché non ho fatto corpo come... Vabbè, no, lì i camerieri che gli sustegli e tutti da fretta. E come ti dico sempre, avendo lavorato nel settore, a me non ce ne frega un cazzo come qua per riempire la pancia. A me interessa l'experience come che va di moda a dire adesso, no? Quindi sta bene. E se non ti mette pressa, non ti sta bene. Non lo inquadro, se no tanto dopo devo censurarlo. Comunque sei figli, avvia anche tu questo bel giochetto. Quando sei a... che è piaciuto molto alle cameriere, quindi sei figli e sei single, è una scusa per ingroppare le cameriere. Sei singolo? Ma a parte questo, mandi il bambino a scegliere un amaro di suo gusto e ogni volta però deve cambiare sempre, non deve L'ho essere preso mai gli lo amari stesso. più schifosi. Io povero veramente il Fernet. Ma hai preso adesso? Spiega le etichette. Cosa hai preso oggi? Allora, etichetta con la croce rossa, E cos'era? Unicum. Bravo, la sana cultura. Poi, etichetta rossa Ramazzotti. Bravo, ho 9 anni e sa Che già. fa schifo, E quello prima che invece era buono? Coso col tappo quadrato. Sì, è coso col tappo, ti ho spiegato la storia, ti ho spiegato tutto. Non me la ricordo. L'amaretto di Saronno. Amaretto di mio nonno. No, di tuo nonno. What have I got to do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me and the way to find that you're not there? What do I do to make you want me? What do I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest one. It's sad, so sad